Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti. Rigorosamente in diretta via Caro Brero 41, che vi parla il vostro sparacazzate preferito. Oggi, martedì 21 gennaio 2025. Per chiunque vorresse intervenire in diretta, lamentiamo il numero 0292947222, ripeto 0292947222. Per i più timidosi c'è sempre il WhatsApp al 340 670 9659. Ok, l'ho letto male. 340 670 9659. Perdonatemi, ma sono reduce da 3 giorni di febbre a 39. Oggi mi sono più o meno ripreso, però non sarò brillante come al solito. D'altra parte, il caro Legnoso, il mitico protagonista del nuovo film su Bob Dylan, Perfect Unknown. Bellissimo da vedere questo film, che non ho visto, no? Il nostro mitico Lorenzo, e poi Sveva, che ormai è diventata più brava di Lorenzo a fare il regista. No, questo è bello perché tra un po' Lorenzo se ne andrà e poi insomma, meno male che abbiamo investito bene, perché altrimenti quella regia me la dovevo fare io. No, scherzo, anche perché per come la fanno loro sarebbe stato impossibile. Fatta da me sicuramente sarebbe stata un disastro. Non a caso questo è il peggio del meglio, il meglio del peggio di Radio Libertà, orgogliosamente detto. Il mio co-conduttore Mimo Magnetto, come al solito, è in vacanza. No, in vacanza, sì, è in vacanza, è in pensione, quindi in teoria quello che gli resta da vivere è tutta vacanza. Così almeno, ecco, vedo che dall'altra parte del Chelo Legnoso se la ridono alla grande, e quello che gli resta da godersi della vita se lo fa liberamente, quindi è in quel di Roma. Mi ha detto che se si libera dovrebbe essere uno dei nostri, se si libera ovviamente. Ho i miei dubbi che si libererà. Nel frattempo, insomma, Mimmo, se ci sei, batti un colpo, però sembra un piacere averti qua. Ok ragazzi, cominciamo insomma a parlare di quello che accade nel mondo. È impossibile non cominciare con quello che è successo ieri negli Stati Uniti, che insomma mette a fine a 4 anni di presidenza di Joe Biden, che è stato qualcosa di disastroso. Abbiamo rischiato più volte la guerra mondiale, insomma, durante questi anni di presidenza di questo simpatico ottuagenario. E insomma, ieri Donald Trump ha tenuto il suo discorso di investitura, invece di essere il solito discorso unirò tutti, amiamoci, sono il presidente di tutti, ha detto no, io farò tutte queste cose. Io ho avuto l'onore e il piacere di vederlo, pur con la febbre. È stato qualcosa di brillante, fenomenale. Mentre lo guardavo mi chiedevo, ma chissà perché là, quando la gente va a votare, quello che vota si ritrova, invece tu in Italia vai a votare come su Wish, compri una cosa e ti ritrovi l'esatto contrario. Tu magari vai a votare a destra, ti ritrovi la solita palude democristiana, e alla fine tutto cambia affinché niente cambi in questo meraviglioso paese, tranne per chi insomma cambia in peggio, tranne per chi, voglio salutare gli operai della Candy di Brughero, delle lavatrici, che insomma ieri hanno trovato il loro stabilimento chiuso e hanno perso tutti in massa il lavoro. E là ho iniziato, insomma, la mia mente malata, come ben sapete cari ascoltatori di Radio Libertà, ha iniziato a fare tutta una serie di pensieri. Io mi sono detto, come? Negli Stati Uniti c'è un uomo che vuole mettere i dazi per difendere l'industria, un uomo che ha detto gli americani, entro la fine del mio mandato ogni auto comprata negli Stati Uniti deve essere prodotta da operai americani in America, e invece in Italia si chiudono le fabbriche di lavatrici, perché l'Europa dice che le fabbriche inquinano e dobbiamo portare la produzione all'estero, abbiamo una moneta sopravvalutata. Negli Stati Uniti il presidente eletto dice io farò di tutti i cartelli della droga un'organizzazione terroristica, e invece l'Unione Europea cosa fa? Libera circolazione di persone, di merci e soprattutto di droga, cari amici. Sì, lo sapete, ne abbiamo parlato un sacco di volte dalle onde digitali di questa piccola grande radio. Poso una mano al cuore e un'altra al portafoglio, perché dovete sapere un'altra delle cose. Ora ci arriviamo. Troppa carne al fuoco non va bene, poi non ci capisco neanche io niente, come ben sapete. Già il mio cervello di gallina è quello che è, quindi cerchiamo di andare per gradi e per scale.
Insomma, vi stavo spiegando, non produciamo più niente nemmeno a livello agricolo, abbiamo dovuto abbattere tutti i dazi per fare l'unica area a libero mercato ci offrì, tra l'altro ci offrì un corno, perché come ben sapete anche qua non è che le industrie che bruciano carbone soprattutto per produrre armi, per continuare una guerra idiota che ci sta tirando la zappa sui piedi, vanno alla grande. E la guerra inquina, sappiatelo, cari amici di Bruxelles, che fate finta di niente, magari no, però quando bruciano palazzi, foreste, raffinerie, ospedali, scuole, che siano russi o ucraini, non importa il confine, l'atmosfera è la medesima, la guerra inquina moltissimo, inquina più la guerra di tutta l'Europa messe insieme, inquinano molto di più pochi giorni di guerra che un intero continente, cari amici di Bruxelles. Se non lo sapete, ve lo dico io in esclusiva da Radio Libertà. Ecco, la guerra è la prima cosa che inquina, e oltre a inquinare l'atmosfera, inquina le coscienze, sappiatelo, inquina le nostre anime. Non è normale, qualsiasi sia il colore della pelle, vedere città distrutte, bambini distrutti, qualsiasi sia il loro credo. Qualsiasi posto sia, parlo anche di quello che è accaduto a Gaza, dove finalmente si è riusciti in molto meno tempo che Russia e Ucraina ad avere finalmente una tregua con lo scambio di prigionieri da una parte e dall'altra, e finalmente l'ingresso dei camion con i prodotti. E guardate caso, sembra che sia stato sempre lui, il cattivone di Washington, Donald Trump, a rendere possibile questa tregua. Ritornando a noi, dicevamo, negli Stati Uniti Donald Trump ha detto: io firmerò un ordine esecutivo per cui dichiarerò organizzazioni terroristiche tutti i cartelli della droga, mentre in Europa la criminalità agisce indisturbata e addirittura si va a comprare eurodeputati oppure commissari. Sappiamo che l'attività di lobbying è legale, è bella, è giusta all'interno delle istituzioni europee. Quale differenza ci sia tra l'oligarchia dei cattivoni russi e l'oligarchia che invece pretende di governare l'Unione Europea, io ancora non riesco a capirlo. Nel frattempo vedo la regia agitarsi, però da quello che... Ah, ok, tutto bene, tutto placido. Forse a breve il mio co-conduttore dovrebbe raggiungermi. E già mi ha raggiunto. Cioè, è di un'efficienza questa... Ragazzi, io mi emoziono. Grazie. Allora, sembra, sturatevi le orecchie cari amici a casa, sembra che ci abbia raggiunto niente po' di meno che dal Lazio meridionale Mimmo Magnetta, il presidente. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, buongiorno a te anche Federico. Sì, io non demordo da quello che è l'impegno radiofonico, anche se oggi praticamente lo sto facendo, sto svolgendo questo mio servizio sotto l'ombrello sul belvedere appunto del paese che mi ospita, e sotto di me c'è tutta una vallata con tutte le nuvole che scappano da una parte all'altra, ogni tanto si scoprono collinetti, ogni tanto si ricoprono, come avrei capito appunto, come avrei avuto modo di dire ai nostri radioascoltatori, io sono in Ciociaria, sono in missione in Ciociaria, ieri sono stato in missione a Roma, domani andrò a Frosinone, insomma mi sto girando un po' alcuni posti a sentire i vecchi amici, i vecchi collaboratori di tante battaglie del passato, perché più si va avanti più ce n'è bisogno, anche se forse grazie alla nuova era trumpiana, che ne so, può darsi che riusciamo a goderne qualcosa anche noi, o no, o è un'illusione la mia, Federico? Beh, Mimmo, parlavo di quello che è accaduto a Brugherio, no? Trump ha dichiarato nel suo discorso che prima della fine del suo mandato ogni auto che gli americani compreranno dovrà essere prodotta da operai americani in America. E proprio vicino a noi, caro Mimmo, nemmeno a farlo apposta, in quel di Brugherio, chiude lo stabilimento Candy delle lavatrici, famosissimo tra l'altro, no? Tantissimi operai restano a casa. Ricordiamo che, ecco qua, c'ho anche l'articolo sul Corriere della Sera, un attimo che sto lottando con la solita pubblicità,
però lo leggeremo, cari amici. Eccoci qua, incolla e vai, eccolo qua. La Candy di Brugherio interrompe la produzione di lavatrici. Dalla Beko all'Electrolux, il tramonto delle fabbriche di elettrodomestici lombardi. La storica lavoratori saltano, te lo dico Federico, subito, la storica fabbrica Brianzola ha 1100 dipendenti. A fine giugno impianti fermi, resterà solo il quartier generale europeo. Calcolare l'indotto, che poi, perché queste cose qua creano anche un sacco di indotto. Sì, ricordiamo che Brugherio non ha nemmeno 30.000 abitanti, quindi vi lascio immaginare cosa significhi. Ovviamente non abitano tutti a Brugherio gli operai della Candy, questo è poco ma sicuro. Però insomma sono 1000 operai a casa, sono tanti, almeno per me resta. Poi per cosa? Perché l'Unione Europea dice che le fabbriche in Europa inquinano, e allora noi togliamo il disturbo e le facciamo produrre all'estero, così l'occhio di lor signori non ne soffre. Nel frattempo però distruggiamo valore, distruggiamo ricchezza, distruggiamo posti di lavoro che erano sicuri per produrre cosa? Posti di lavoro da rider, da camerieri pagati 600 euro al mese, senza offesa per i camerieri. È una distruzione di ricchezza, di cultura, di saperi, insomma, anche di imposte per lo Stato, di ricchezza per la collettività, per non inquinare. Ammesso che sia vero, in verità la verità è un'altra, la verità è che il tutto è fatto per interessi, per le solite oligarchie che comandano nell'Unione Europea. Quindi la verità è un'altra, che all'improvviso forse qualcuno a Bruxelles si è accorto di essere stato sconfitto dalla storia. Questo sembra, o sono scemo io, il che è sicuro, o se tutto il mondo all'improvviso inizia a parlare di economia reale, di produzioni, di dire basta, forse qualche problemino c'è, non va bene farsi produrre tutte le lavatrici in Cina, tutti i frigoriferi in Cina, tutto il paracetamolo, la tachipirina, amici a casa, il paracetamolo non si fa più in Europa, viene prodotto in India e in Cina, viene portato qua, viene confezionato e venduto. Qua non si fa più niente. Qua si consuma e basta. Noi, diciamo, da quando il mondo è cambiato, e parlo dell'indomani del secondo dopoguerra, quando c'è stato la rinascita anche dell'Italia, siamo stati utilizzati, prima dirottati dalle campagne, dalle attività in cui il popolo italiano poteva eccellere, ci hanno fatto andare tutti quanti al nord, in località dove c'erano appunto industrie. Ecco, noi prima producevamo ma eravamo anche consumatori, adesso forse non interessiamo manco più come consumatori, considerato che ormai siamo diventati tutti, la maggior parte siamo anziani, e qua non frega niente più a nessuno, e forse abbiamo perso anche l'abitudine di reclamare quelli che sono i nostri diritti. Mimmo, un'altra domanda: tu che sei un uomo di mondo e qualche primavera più del sottoscritto, il che non è una cosa malvagia, anzi io vedo ridacchiare dall'altra parte della regia, però dovete sapere che la generazione di Mimmo è quella che ha avuto di più da questo paese, almeno a livello di opportunità, anche a livello di sistema previdenziale, tra cui c'è anche mio papà. Mio papà è un coetaneo di Mimmo, anche saluto papà Annunzio, anche lui è in pensione, con una pensione che io, Sveva e Lorenzo, senza offesa, ci sogneremo, perché non avremo mai. Ecco, questo dovete pagarlo, non vi inventate storie. No, ve la paghiamo, scusate, ecco, questa è la meraviglia no, ve la non sia mai, vi paghiamo tutto fino all'ultimo centesimo, cioè alla Fantozzi proprio. Comunque, Mimmo, ma tu come ti spieghi questa palude europea invece? Cioè, la gente qua va a votare, che voti estrema sinistra come in Francia, o voti destra come in Italia, qualsiasi cosa tu voti, poi alla fine ti ritrovi sempre la solita palude democristiana. Perché questo continente che una volta esprimeva, insomma, tanto ardore, tanti cambiamenti, l'avanguardia della tecnica, della civiltà, era l'inizio di ogni cosa. Qua è stato inventato il telefono perché l'ha inventato Meucci, non Alexander Bell, lo dicono anche dei tribunali americani, il cinema, la mongolfiera, la plastica, chi ne ha più ne metta, davvero le invenzioni, cioè
abbiamo inventato l'America, è stato un italiano, un genovese, Cristoforo Colombo, che partiva da Porto Palos con la Nina, la Pinta Santa Maria a scoprire le Americhe, che poi le ha riscoperte Amerigo Vespucci, perché Colombo era convinto che fossero le Indie. E chiudiamo qua, perché anche qua poi gli indiani si incazzano, che dicono che la pizza l'hanno inventata loro e non i napoletani che gliel'hanno rubata agli indiani. Cioè qua siamo allo psicodramma, però voglio chiudere questa parentesi che potrebbe diventare polemica, anche se grazie a Dio il wok e tutte queste cagate sembra che siano finite una volta per tutte. Sembra, e uso sembra. Perché, Mimmo, insomma, non c'è più audacia qua? Perché a casa nostra qualsiasi cosa noi si decida, poi alla fine arriva il vincolo esterno, non si può fare quello, non si può fare quell'altro. Tu come motivi tutto questo? Ci siamo rincoglioniti tutti qua in Europa? Potrei darti una risposta con poche parole, perché ci siamo rincoglioniti, siamo rimbambiti, insomma, se vogliamo usare un termine più adatto a quello che è l'orario, che siamo ancora in fascia protetta. Però io ho in mano il quotidiano Il Tempo di oggi, e volevo dire proprio per darti una... Tu hai detto perché la cosa l'altra. Io Il Tempo di oggi, non mi ricordo più a che pagina perché l'ho piegata, sono sotto l'ombrello e sotto l'acqua. A pagina 14 le cronache del Tempo di oggi, l'Europa a tavola, l'ultima follia madre in Unione Europea, autorizzata la farina di larve. Ecco, cioè noi siamo dei minchioni, insomma comunque siamo degli stupidi, perché appunto se noi appunto arriviamo a stare in Unione Europea in cui viene autorizzata appunto anche la farina di larve, no? Questo lo dice tutti, cioè tu ti immagini, allora tu hai aperto la tua trasmissione parlando della Candy, ma pensa quando chiuderanno anche tutte le varie fabbriche che producono la pasta italiana fatta in Italia, fatta con la farina quella tradizionale, no? Perché appunto in pratica cominceranno a far produrre questa farina di larve con cui produrranno le peggio cose che se la mangeranno loro. Io penso che divento proprio vegetariano a questo punto, cioè la pasta non la mangerò più, il pane nemmeno, insomma, perché se mi devo mangiare qualche cosa che è fatta a base di farina di larve, perché l'ha stabilita l'Unione Europea, questa Unione Europea che ci sta veramente massacrando i gabbasisi, decidendo le varie cose che interessano alla vita di milioni di persone. Per esempio tu parlavi appunto che tante fabbriche devono essere chiuse perché con quello che è il discorso ambientale. Ecco, io l'altro giorno stavo qua nella piazza del Paese dove sto, hanno fatto una festa il giorno di Sant'Antonio Abate, hanno fatto la benedizione degli animali, no? Ci stava una batteria di tre muli e un cavallo, no? E praticamente mi sono messo a parlare con questo signore che appunto alleva questi animali. Devo finire anche io da fare questo lavoro perché l'Europa dice che queste con le loro scurregge inquinano e devo smettere di allevare queste bestie che sono invece stupende e che io uso appunto per andare per boschi a recuperare legna, a rivendere legna. E ti ho detto, scusami, ma tu la legna a chi la vendi? La vendo qua nel paese, la vendo alle pizzerie, ai ristoranti, che la usano per farci la brace. Ecco, l'Unione Europea tempo fa ci aveva anche detto che noi la legna d'arte non la dobbiamo più usare, perché stai a 250 metri d'altezza, no? Non la puoi usare, o c'hai una ciminiera, una canna fumaria che è alta più di 250 metri, allora la puoi usare, se no, no. Ecco, noi stiamo andando veramente alle cozze perché stiamo da anni, da decenni, subendo tutte le varie imposizioni che qualche furbacchione appunto che sta lì a Bruxelles, confortato anche da tanti minchioni politici che noi abbiamo in Italia, no? E guarda caso stanno tutti quanti in una certa parte, hanno imposto da decenni a questa parte e stanno continuando ancora adesso. Io vorrei sperare che appunto la nomination appunto anche di Trump come presidente, ancora non sono riusciti ad ucciderlo, produca qualche effetto positivo in questo senso. Trump per esempio già cominciato dicendo ci saranno solo maschi e femmine, non ci saranno più tutte le varie definizioni e poi appunto Trump ha detto anche basta con l'invasione
dei migranti. Ecco, però noi appunto abbiamo l'Unione Europea che ci propina certe cose, poi abbiamo Papa Bergoglio che dice no, che bisogna appunto prendere e includere, che bisogna appunto continuare a far sbarcare milioni di persone in Italia o comunque in tutta Europa, perché c'è bisogno di dare aiuto appunto a chiunque, a chi ne ha bisogno. Il vecchio detto aiutiamoli a casa loro pare che se lo siamo scordati tutti. Ecco, convieni? Sì, Mimmo, infatti avevo un'altra domanda da farti. Tu, insomma, che sei il politologo della trasmissione, insomma, già le dichiarazioni di Trump danno fastidio, insomma, ha già calcato la mano dicendo che i generi nei sottotitoli saranno solo 2, maschi e femmine. Io immagino il povero Soros, ma anche i nostri governanti all'Unione Europea come saranno rimasti a sentire delle bestemmie del genere, oppure quando ha detto noi usciamo dall'OMS, usciamo dal Trattato di Parigi, l'America ha bisogno di energia, se noi abbiamo il gas e il petrolio lo estraiamo, perché le nostre imprese, i nostri cittadini devono pagare la corrente elettrica, cioè l'energia sia per i mezzi, quindi sia gli idrocarburi sia la corrente elettrica il meno possibile. E insomma, tu quanto pensi che duri Trump prima che qualcuno ci pianti in testa un pezzo di piombo? Perché a me durante il suo discorso purtroppo è venuto in testa questo dura poco, vivo. Beh, in America di presidenti uccisi già li hanno avuti. Io però sempre l'altro giorno ultimamente mi sto leggendo parecchio Il Tempo di Roma, che me lo danno assieme anche al quotidiano La Ciociaria, perciò con Il Tempo mi documento su quello che succede a Roma e dintorni, con La Ciociaria su quello che succede in tutta la Ciociaria qua. Mi sono letto un articolo sul Tempo di Tommaso Cerno, mi pare, è quello che fa gli editoriali, dove parlava di un presidente degli Stati Uniti d'America, Al Johnson, che fu eletto 200 anni circa, che appunto è stato il primo presidente degli Stati Uniti che incarnò quello che era le necessità del popolo americano, non le necessità rappresentate da caste, da elite, da gruppi familiari potenti. Cioè, questo Johnson in pratica prese e fece tutto quello che doveva tornare necessario per il giusto vivere. Mimmo, scusami se ti Andrew Jackson si chiamava, non Johnson. Sì. Andrew Jackson, che è immortalato nella banconota da $20. Così. Capisco. Ecco, appunto, questo in pratica fece quelli che erano proprio gli interessi del popolo americano. Noi da quanto tempo non abbiamo un presidente o comunque un uomo, un politico, uno statista che fa gli interessi del popolo italiano? Noi abbiamo avuto certi campioni che hanno fatto solo gli interessi di certe compagnie, di certi gruppi economici, insomma. Noi abbiamo avuto gente che ci ha ficcato dentro nell'euro, gente che ha fatto impoverire aziende di Stato che erano floridissime per poi cederle a una miseria ad amici. Ecco, noi abbiamo questo tipo di politica. Mimmo, ma siccome esiste un piccolo pezzo d'Europa, una piccola fettina di territorio dove ancora il popolo conta qualcosa, si chiama Radio Libertà, noi diamo voce alla nostra gente, diamo voce al nostro popolo. Quindi, cari amici, apriamo le linee al populismo, ai populisti che c'è in noi. Quindi la prima chiamata. Buonasera, chi è, dove chiama? Ciao caro, sono Marco, chiamo da Milano. Buonasera. Buonasera. Pronto, mi senti? Sì, forte e chiaro, prego. Grazie, no scusami, avevo questo ritorno. No, ti volevo dire, veramente permettimi di essere più che soddisfatto dai primi 100 provvedimenti che Trump ha preso, che purtroppo ci riguardano di sguincio in minima parte, perché noi siamo legati a questo vecchio carrozzone attualmente guidato dalla von der Leyen, però ecco, la cosa che mi ha stupito è che, a differenza nostra, in cui si parla della luna di miele dei primi 100 giorni, lui, il primo atto della prima ora, sono stati 100 provvedimenti che mantengono fede alle promesse che lui ha fatto durante la campagna di novembre. Quindi questa è una prima grande differenza
che ci distingue rispetto agli Stati Uniti, perché da noi passano 100 giorni e più, anzi passa metà governo Meloni, e io di promesse mantenute ne ho viste finora ben poche, e questo mi dispiace, perché da liberale di destra quale sono, vorrei dei provvedimenti molto più draconiani anche sull'economia, sulla falsariga di quello che fa Milei e di quello che sta facendo Trump. Un'altra cosa, Trump ha parlato molto chiaramente ieri, non ha parlato di deportazione ma di rimpatrio, alla faccia di quello che la sinistra dice, ed è un termine, quello del rimpatriare un immigrato ancorché clandestino, illegale e criminale, che dovremmo iniziare a usare. Non deportazione, ma rimpatriare. Che cosa c'è di più bello di ritornare nella propria terra natia, nella terra dei padri? Patria significa questo, è la terra dei propri padri. Allora, Marco, slanci... perdona l'interruzione, Trump ha pure detto che lo Ius Soli deve finire. È una cosa sì, è corretto, insomma. Mimmo, però per questo, come sai, ci vuole anche una riforma costituzionale, per cui ecco, quello è già più difficile, però ecco, io credo che lui manterrà fede anche in questo caso sull'immigrazione illegale. Io leggevo sul giornale un articolo che mi ha fatto sobbalzare sulla sedia questa mattina, cioè me lo trovate, il giornale dell'ottimo Sallusti, il quale dice che durante l'amministrazione Biden sono entrati immigrati come non si vedeva dal Novecento, ma non immigrati regolari, clandestini, e si parla di più di 6 milioni di persone, per cui se oggi Trump parla di rinnovare un atto emendativo presidenziale del 1876, per cui affiancare ai Rangers piuttosto che alla Polizia Federale le forze armate, è in chiave di contrasto contro gli immigrati che stanno creando grossissimi problemi, ripeto, non quelli regolari, ma quelli clandestini, più di 6 milioni con Biden. Un'altra cosa sulla quale io volevo un vostro gentile parere, che mi ha fatto sobbalzare sempre sulla seggiola questa mattina, sempre leggendo da giornale, è il perdono presidenziale preventivo. Cioè Joe Biden, come ultimo atto, ha firmato un perdono presidenziale che quindi varrà anche come copertura sotto Trump, in cui tra virgolette concede l'immunità presidenziale totale per oggi e per sempre a personaggi come Anthony Fauci. Ho una domanda da farvi. Dopo tutte queste bla bla, no, sul Covid, ma per quale motivo, se era tutto regolare, era tutto lineare, trasparente, a Wuhan c'è stata la fuga di qualche cosa che non doveva, ma comunque di civile, cioè non di militare, è stato tutto gestito bene, la pandemia è stata gestita benissimo, eccetera, eccetera. Per quale motivo Joe Biden, oltre a concedersi e a concedere al figlio Hunter Biden, alla moglie e agli altri figli e alla figlia il perdono presidenziale, come mai si è affrettato a fare questa cosa non solo per i propri famigli ma anche per Anthony Fauci e per tutti coloro che hanno gestito la pandemia? Qualche dubbio mi sorge. E cioè, quest'ultima cosa, quando tu leggi che a Wall Street i provvedimenti di Fauci e comunque di Biden hanno garantito guadagni del 700% sul Nasdaq, a Burla, a tutta questa gente, alla Pfizer, e noi per 2 anni siamo stati rinchiusi e siamo costretti da una campagna feroce a vaccinarci, perché sennò gli ordini professionali ci espellevano dal mercato del lavoro. Che bisogno c'era di farlo se era tutto lineare e tutto pulito? Potete rispondermi, vi ringrazio. Risponderemo subito, ma dopo la pubblicità. Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura. Hai solo un'ora. Con Vincent. Movie Time. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. The Day After. Eccoci qua. Non so perché non mi sento. Sì. Allora, mi senti, Mimmo? Ok, ora sì che mi sento. The Day After Tomorrow, qua sullo Spazio Pio, il meglio del peggio di Radio Libertà, rigorosamente in diretta via Carlo Berario 41, martedì 21 gennaio 2025, il giorno dopo. 340-670-9659 per i vostri WhatsApp, 340-670-9659, 029294-7222 per le vostre telefonate. Nemmeno a fare apposta, abbiamo subito un ascoltatore in linea, diamo voce, diamo insomma sfogo al nostro populismo, alla nostra libertà, almeno in questo piccolo angolino di Europa ancora libero, Radio Libertà. Quindi buonasera, chi è e da dove chiama? Ciao carissimi, sono Mario, da un po' di tempo non vi sentivo. Come state? Bene, Mario. Bene, Mario, bene. Io dal 5 novembre che ho degli orgasmi multipli, praticamente. Quindi non riesco, ho paura che mi prenda un infarto. Però quale morte è più piacevole, insomma. Allora, ragazzi... A me dicevano che la morte più piacevole era quella di morire strafogandosi. Io come? Sto cercando... la morte migliore è quella di morire strafogandosi, mangiando a più non posso e bevendo ancora di più meglio. Calcola, alla Ugo Tognazzi, la grande abbuffata, ve lo ricordate il film? Vabbè, scusate, cerchiamo di essere abbastanza concentrati perché abbiamo 20 minuti all'incirca a disposizione, perché poi il martedì bisogna finire in orario per evitare gli strali delle alte sfere della radio. No, ragazzi, io vado, vedi, Trump ha potuto fare ieri ordini esecutivi, tutte queste cose qua, e le farà perché c'è la Costituzione degli Stati Uniti che dà al Presidente dei poteri quasi imperiali, perché la Costituzione americana è fatta sul modello di quella dell'antica Roma. I senatori e il Presidente e l'imperatore, è quasi una monarchia assoluta elettiva. E allora queste cose qui in Italia purtroppo abbiamo questa Costituzione del cavolo in cui sia il Presidente della Repubblica che il Presidente del Consiglio non contano nulla. Va bene, appunto ci dovrebbe essere più presidenzialismo e più federalismo come chiede la Lega. La Meloni tutte quelle cose lì che ha fatto ieri Trump non le può fare perché glielo impedisce la Costituzione, e questo è il grande vantaggio che c'ha Trump, cioè quei 100 ordini esecutivi il primo giorno, quelli nel 99% dei casi saranno attuati, ma tu ti immagini una cosa del genere qui in Italia? Non la potresti fare, e quindi siamo bloccati. In America si possono fare tante cose che per via dell'architettura costituzionale si possono fare, qui in Italia non si possono fare, e quindi ecco la mia grande invidia. In più, va bene, c'è un forte federalismo dove mio fratello ha vissuto 12 anni in America, ogni Stato fa per conto suo, dà al governo centrale solo la difesa, va bene, e la moneta, basta, tutto il resto, le leggi sono fatte dagli Stati, ogni Stato ha le sue leggi, i suoi comandamenti e tutto quanto. E questo io ho il grande invidia, capito ragazzi? 100 ordini consecutivi, se la Meloni aveva il potere di farlo, l'avrebbe fatto. Purtroppo Trump c'ha questo grande vantaggio e li rimpatrierà, a forza di magari anche di calcio in culo, li rimpatrierà. Ciao. Ok. Grazie Mario, grazie. Mimmo, lascia a te rispondere a Marco allora. Che c'è da... praticamente gli ha risposto comunque Mario. Trump ha fatto un programma per questo, con cui è stato eletto, e il primo giorno ha subito potuto fare queste cose. Noi siamo in effetti a 2 anni e mezzo e ancora ci incischiamo, ancora siamo riusciti a fare poche cose. Per esempio noi lo ripetiamo da diverso tempo, da 2 anni e mezzo, che per esempio nella trasmissione Spazio Più col Sinappe di questo governo è riuscito a fare cose che non si vedevano da 11 anni. Per rispondere anche a Mario, è vero che noi abbiamo
ha detto che i presidenti della Repubblica in Italia non contano niente, o quelli del Consiglio macro. Non è proprio così, perché noi abbiamo avuto un presidente della Repubblica, leggevo oggi su la Repubblica, lo devo ancora leggere, tutto l'articolo su Giorgio Napolitano, c'è tutta un'intervista fatta al figlio di Giorgio Napolitano. Ecco, non è vero che il presidente della Repubblica Italiana non conta niente, perché conta, e conta moltissimo. Giorgio Napolitano, per esempio, è stato uno che si è inventato l'elezione a senatore a vita di Mario Monti, e il giorno dopo quello è diventato presidente del Consiglio, e da allora sono partiti un sacco di disastri nei confronti del popolo italiano. Volendo, il presidente della Repubblica anche in Italia può anche contare, e che bisogna averci gli attributi, oltre che essere profondi conoscitori di quello che è tutto l'apparato politico, il sistema politico italiano. Volendo, le cose si possono fare. Voglio aggiungere una cosa all'amico Mario, che quando il sindaco Alemanno, che in questo momento sta ancora in prigione a Rebibbia perché un giudice di Roma ha pensato bene di arrestarlo la sera del 31 dicembre e fargli fine anno e inizio anno nuovo in galera. Il giudice Alemanno era ministro dell'agricoltura, lui stava là come ministro dell'agricoltura e contava praticamente meno di niente. Ma perché? Perché tutto l'apparato burocratico di quel ministero era tutto ancora in mano alla Democrazia Cristiana, al Partito Comunista, insomma la vecchia classe politica che ancora oggi sopravvive. Insomma, noi abbiamo delle regioni in cui abbiamo nell'apparato burocratico ancora gente che arriva da quei partiti là. Il discorso, ripeto, però volendo tutto si può fare, perché Alemanno cominciò a fare veramente il ministro dell'agricoltura quando, grazie al sottosegretario con la delega alla pesca Antonio Bonfiglio, fece un bando in cui, grazie a quel bando, a quel concorso furono assunti 64 nuovi dirigenti. Ecco, e da allora il ministro del Ministero dell'Agricoltura, all'epoca gestito da Gianni Alemanno, cominciò a fare qualche cosa. Noi viviamo in un sistema politico adesso in cui certi apparati sono ancora in mano a certi personaggi, ma come l'ha fatto Trump? Trump, prima ancora di giungere alla nomination di ieri, aveva preso e ha cominciato a cambiare con lo spoil system di cui tante volte parli, Federico, no? Ha preso, ha cambiato. Ecco, noi non possiamo licenziare grossi dirigenti, però li possiamo demansionare. Io l'ho detto un sacco di volte da questa radio, da questa trasmissione: demansioniamo quelli che appartengono ad altre sfere politiche e che però determinano quelle che sono gli andamenti e le applicazioni della legge. Noi li possiamo demansionare. Il dirigente generale, quello che non sta al ministero, che una volta si chiamava il MISE, lo sviluppo economico, come si chiama, ministero, come cacchio sono, quello dove c'è D'Urso. C'aveva un sacco di personaggi che appartenevano ancora alla vecchia classe politica, al vecchio mondo politico. Quelli non li puoi licenziare, ma li puoi mandare a spolverare, tirare via la polvere in cantina, hai capito? E ci metti persone capaci. Il problema è, noi abbiamo gente capace con cui sostituire questo apparato burocratico che ci fa morire di cancrena. Secondo te ce l'abbiamo noi, Federico? Sì, ce l'abbiamo, solo che la maggior parte di questi li facciamo scappare all'estero appena possiamo. Questa è la spiegazione che mi sono fatto. Questo non è un paese per vecchi, ma non è nemmeno un paese per giovani, anzi i risultati li cogliamo ogni giorno. Volevo anche dirti, quelli che noi facciamo scappare all'estero sono giovani che comunque noi paghiamo. Sì, di cui abbiamo investito, no, sì. Allora, volevo leggere qualche messaggio WhatsApp, perché ci scrivono anche. Grazie Federico e grazie all'ombrello di Mimmo Magnetta. Un pensiero allo spazio più da Stefano Del Brembo. E poi c'è Ferdinando di Verona che è incazzato nero e dice: fai attenzione a parlare male dei democristiani. A me i democristiani hanno sempre fatto schifo, caro Ferdinando da Verona, sono uno dei cancri di questo paese. Però so che addirittura la sinistra si sta riunendo con l'ex capo dell'Agenzia delle Entrate per rifondarla ancora, perché la gente in Italia, capito, abbiamo da pensare questo: chissà quando torna la democrazia, chissà quando ritornano gli alieni. Questi penso che siano malattie.
Federico, meno male che oltre a Ruffini ci sta pure Giancarlo o Gianfranco, non mi ricordo più se è Gianfranco o Giancarlo Rotondi, che è quello che dice che lui è l'unico possessore, proprietario dello scudo crociato, che appunto invece è entrato in Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia ha raccattato tutta questa gente qua, appunto da Democristiano, che aveva fondato la Nuova Democrazia Cristiana, insomma alla fine è entrato in Fratelli d'Italia e dice che è vero, l'Italia ha bisogno del centro, perché gli italiani sono per più gente di centro, però l'unico centro che conta è quello di destra. Ma io ho letto addirittura che lui con Cuffaro, che è una persona di degna, insomma, una degnissima persona, sta per anche lui vuole rifondare la democrazia cristiana. Comunque, se queste sono le preoccupazioni della classe dirigente del paese, siamo rovinati. Se la classe politica del paese è questa, siamo rovinati. Sia a destra che a sinistra, perché penso che non gliene fotta un cavolo a nessuno della democrazia cristiana. Andateci a dormire con lo scudo crociato, non vi dico cosa ci dovete fare, dove ve lo dovete mettere lo scudo crociato. Grazie a Dio un passato che mi auguro sia passato per sempre, perché hanno fatto schifo nel governare il paese. Se l'Italia è ridotta così per merito di questi signori, non sono un nostalgico della Prima Repubblica, penso che lo sappiate, perché ha tante cose buone fatte, ma anche tanto schifo fatto. Poi alla fine ha pagato solo uno, ad Amamet. Salutiamo Bettino che ci ascolta sempre da Amamet, purtroppo non c'è più, a parte gli scherzi. Bettino Craxi è scappato in Tunisia ed è morto là ad Amamet e ha pagato un po' per tutti, ma vi assicuro che si rubava dappertutto, democristiani inclusi, e quindi anche per questo motivo a me la gente che ruba non è mai piaciuta. Sono un populista e quindi vade retro, addirittura per chi ruba in nome di Cristo ancora peggio, vade retro ancora di più. Hai sentito che stanno succedendo già mezze rivoluzioni anche a livello di cambi di ambasciatori, per esempio il Papa, tanto per rimanere in buon dialogo con Trump, ha nominato ha nominato vescovo, insomma responsabile con l'ambasciatore, anzi uno che aveva avuto questioni. Cioè noi abbiamo anche questa capacità che a fronte di una ministra, di una Presidente del Consiglio che ha buonissimi rapporti, poi abbiamo quell'altro, quello che sta appunto oltre Tevere, che continua ad andare in controsenso. Cioè, è palese a tutti che se noi in Italia abbiamo avuto il problema dell'invasione degli extracomunitari che arrivavano appunto sulle nostre sponde accarrettate, anzi abbarchettate, è perché la Chiesa ha pensato di supplire così a quello che era il calo delle vocazioni, facendo arrivare qua un sacco di povera gente per poterli poi rigimentare. Cioè, il problema nostro è anche questo. In Italia, se tu rubi o fai dei peccati, ti confessi e poi vieni perdonato. In America, se un presidente della Repubblica, questo anche per rispondere a Marco, se un presidente degli Stati Uniti fa un programma dove dice dobbiamo fare questo in 8 giorni, se non lo fa lo sfanculano subito. Noi qua invece ci riteniamo sempre, anzi tanti li santifichiamo pure, capito? Perché appunto, ripeto, Giorgio Napolitano che ha fatto quella porcheria di nominare senatore a vita Mario Monti, io lo dissi subito all'epoca, quando Mario Monti fece questa manovra, dissi: Mario Monti non è il mio presidente. Ma Mimmo, senza offesa, il problema arriva da molto più lontano. Io mi ricordo Oscar Luigi Scalfaro che fece la stessa cosa, non gli piaceva Berlusconi con Bossi, chiamò Bossi, disse devi togliere l'appoggio a Berlusconi altrimenti faccio fare una brutta fine a te, alla Lega, e Bossi, giustamente intimorito, tolse l'appoggio a Berlusconi, cade il governo e ci mise Lamberto Dini, che era già stato allertato da settimane da Oscar Luigi Scalfaro, democristiano, quindi è un santo, e anche il Mattarella. No, caro Mimmo, io mi ricordo il signor Mario Draghi chiamato dalla notte alla mattina, come se tutti sapessero già che il governo Conte bis sarebbe caduto, e Mario Draghi pronto con la lista dei ministri in mano a Sergio Mattarella, anche lui democristiano. Quindi io non voglio togliere niente a Giorgio Napolitano, però è bipartisan. Questo dimostra che in Italia il Presidente della Repubblica hanno poteri enormi, molto forti. Apposta, infatti, non è vero che appunto il presidente americano ha più poteri di quello
italiano, perché noi abbiamo avuto, grazie a certi presidenti della Repubblica, per decenni governi fatti da gente che non aveva mai vinto un'elezione. E allora, finché noi tacciamo, noi appunto ci assoggettiamo a quelli che sono certi diktat, è quello che ci meritiamo. Poi mi sono rotto le scatole appunto di dire, appunto di dover ammettere che vivo in un paese in cui appunto se le cose vanno male perché evidentemente ce lo meritiamo. Io non me lo merito, perché io da fin quando ho cominciato a ragionare con la mia testa e da fin quando ho cominciato a pensare politicamente, cioè all'età di 14 anni e mezzo, appunto io ho fatto tutt'altro. Avrò sbagliato, però appunto io ho fatto, perché in Italia c'ha sempre torto chi non fa nulla e chi si lamenta solamente, chi piange e basta. A me la gente che piace sta sulle palle, come questo. Mimmo, c'è un altro problema, qua arriviamo. Allora, abbiamo visto un continente dove le cose comunque cambiano, gli Stati Uniti, poi anche nel resto del mondo, perché tranne che in Europa è il mondo che è cambiato. Abbiamo una Cina forte, anche là c'è una democrazia popolare, c'è il Partito Comunista che legge, e anche là comunque i tempi condizionano i vari congressi del Partito Comunista. È vero che è stato eletto Xi Jinping, che è un leader più nazionalista, più di sinistra, più ambizioso, più militarista, un uomo che sta riarmando la Cina a tutto andare, che ha preso tutta una serie di misure restrittive sull'educazione dei giovani, sullo sviluppo del paese, sul mercato interno che prima non esisteva, ora più o meno esiste. Insomma, è un uomo che a modo suo ha rivoluzionato la Cina. E poi abbiamo invece un continente, l'Europa, dove il parere del popolo non conta. Qualsiasi cosa accade, chi era al potere, abbiamo visto le elezioni europee dove insomma la destra in teoria ha vinto le elezioni, però il modello Ursula continua, c'è questa maggioranza di sinistra centro-destra, sinistra centro popolare continua, per la gioia dei democristiani di casa nostra e anche dei non democristiani, e insomma, nel frattempo è un continente che continua a impoverirsi. Non solo l'Italia, abbiamo visto anche in Francia e in Germania le cose non vanno bene per noi. Insomma, questo è un problema, cioè Mimmo, come mai le cose cambiano e i popoli all'estero più o meno contano, o comunque i governi rispondono al volere popolare, anche in un paese dittatoriale come in Cina più o meno, però insomma c'è l'influenza alla testa del potere, mentre abbiamo un'autoreferenzialità in Europa. Questo non rischia una rottura del sistema, cioè è normale un sistema autoreferenziale dove la testa va per conto suo? No, secondo me sì, è normale, perché questo sistema è come appunto presente le lucertole, tu gli tagli la coda e ne ricrescono altre. Allora il problema è questo: noi possiamo dire tutto il male possibile che c'è da dire sull'Unione Europea, sta di fatto che io prima sentivo, non so se era il TG3 o un programma radiofonico, dove appunto in pratica cominciavano già a liccarsi i baffi per quello che saranno stati i lavori per quelli che saranno i lavori di ricostruzione in Ucraina e anche a Gaza. E capito? Già si stanno mettendo, anzi già si sono messi al banchetto e già si sono spartiti le torte. Appena Trump riuscirà a far smettere la guerra appunto in Ucraina, per esempio fra Israele e Hamas, un mezzo miracolo che c'è stato, perché con questo inizio di liberazione degli ostaggi e di liberazione dei detenuti palestinesi già hanno deciso chi deve costruire questo, quello e quell'altro, e noi appunto siamo qua. Allora è un po' come è successo a Milano. Milano è stato prima il direttore generale di Albertini, della Moratti, era il direttore generale del comune, che era in mano anche al vice sindaco di Alleanza Nazionale all'epoca, poi è diventato Fratelli d'Italia e sarà decorato, no? Cioè noi abbiamo avuto un Sala che è stato prima il direttore generale dei comuni di Milano quando erano centrodestra e poi è diventato di centro-sinistra, ma addirittura sta facendo gli occhietti per diventare lui il presidente o quel cacchio, il segretario appunto del Partito Democratico. E perché Sala è riuscito a fare questi salti? Perché lui comunque, a cominciare dall'Expo, ha mosso talmente tanta economia, ha mosso talmente tanti soldi, e appunto in Italia, ma come anche in tutto il resto del mondo, se uno muove l'economia, se uno muove i soldi, non cambia niente. Sembra che tutto cambia, ma non cambia una mazza. E tanto comunque sia,
a patire le pene dall'inferno sono sempre i soldi poveretti. È là che io prima ti ho fatto l'esempio di quel presidente degli Stati Uniti di 200 anni fa, che quello invece alla facciazza di quello che era il modo di regolare la guida degli Stati Uniti d'America, quello ha preso, fatto gli interessi del popolo, della classe bassa. Speriamo che appunto si cominci a fare anche qua, speriamo, visto che la Meloni è stata l'unica Presidente del Consiglio invitata appunto da Trump, speriamo che mo che torna in Italia e comincia a fare quelli che sono gli interessi della classe popolare. Se glielo fanno fare, Mimmo, qua l'ultima domanda, torniamo un attimo a noi. Insomma, siamo nella radio in cui Matteo Salvini è stato direttore per tantissimi anni, ora il ministro dei trasporti, viene continuamente attaccato per quello che accade, insomma, nelle ferrovie. A quello che pare c'è stato un video bomba in una trasmissione Mediaset dove si vede che c'è un omino a Milano che va a manomettere una cabina elettrica, poi passa il famoso treno col pantografo con le scintille e si blocca tutta la linea. Ci sono tutta una serie di manomissioni preoccupanti che insomma vanno a produrre attacchi contro Matteo Salvini, che viene accusato per manutenzioni mancate. Invece insomma ci sono tutta una serie di prove preoccupanti, posso dire, di cabine sfondate, di catene sulle catenarie, di binari manomessi, tutte altre cose, e si stanno moltiplicando sempre di più questi episodi. Allora qua voglio capire, secondo te c'è una regia, è un principio di guerra civile, c'è qualcuno che vuole fare un attentato ai binari, non dico al governo, ma all'Italia? Qua stiamo tornando agli anni 70. Federico, come si chiamava quello che andava segando i pali degli autovelox? Un grande, questo eroe non me lo, no, non si può dire che eroe perché si rischia la diffamazione, cioè si rischia è un reato, insomma, dire che... Io ho 67 anni compiuti, a 14 anni e mezzo ho cominciato a interessarmi di politica. Mi ricordo che andavo in corso Moscova a Milano, c'era una libreria che si chiamava Utopia, era una libreria anarchica. Lì comperai un libretto ciclostilato scritto dal tal Francesco Marone, che era un giudice, però appartenente al Soccorso Rosso. Fleximan, scusami Mimmo, Fleximan. Fleximan, ecco appunto. Io invece andavo alla libreria Utopia e comperai un manuale scritto appunto di autodifesa militante, scritto da un giudice di Soccorso Rosso che si chiamava Francesco Marone, che poi ha fatto carriera, è diventato anche un giudice della Corte Costituzionale. Su lì c'erano appunto scritti come uno si doveva comportare in caso di fermo durante manifestazioni e cose varie. E c'era un altro libretto scritto dal comandante Pesce, no? Dove appunto in pratica venivano elencati tutti i modi per attentare a quelli che erano i trasporti, ed era chiaramente un manuale di guerriglia e di controguerriglia che però era stato scritto per combattere i nazisti che occupavano l'Italia. Però ecco, su quei libri là poi ne uscì fuori un altro libro che si chiamava In caso di golpe. Ecco, su questi librettini ciclostilati, libri comunque stampati, c'erano descritte le modalità per fare certi attentati. Io me li sono guardati tutti, infatti io sono diventato vecchio, ho cambiato modo anche di agire, ma l'avrei potuto fare anch'io, perché con quello che io leggendo su quei libri ho avuto modo di imparare, potevo anche io produrre questi guasti. Erano dei guasti che, ripeto, venivano applicati per fare un discorso di controguerriglia nei confronti dell'esercito tedesco occupante. Ma se andiamo a guardare la storia italiana è piena anche di attentati a treni. Ogni volta che appunto si sono creati in Italia delle situazioni particolari, ci sono stati attentati ai treni che a volte sono state anche molto ma hanno prodotto un sacco di vittime, insomma. Ma a livello appunto di deragliamenti, oppure proprio di attentati esplosivi, insomma, volendo appunto, quando tu vuoi destabilizzare una certa situazione, in Italia spesso e volentieri si è fatto ricorso ad attentati ai treni, alle banche o alle stazioni, insomma. E chiaramente un Matteo Salvini, che è ministro dei trasporti, qualche mente malata può aver spinto a queste azioni, insomma. Ci potrebbe essere sicuramente qualcuno che
o le ha trasmesse ai più giovani o appunto addirittura qualche vecchio attempato ha preso andare a fare queste cagate qua, perché poi appunto sono cagate che poi paga la gente, insomma. Perché mo tu appunto, perché Matteo Salvini è ministro dei trasporti, cosa fai? Gli vuoi complicare quello che è la giusta esecuzione di quelle che sono le opere che il ministro dei trasporti deve fare? Come gliela complichi? La complichi chiamandosi di servizi. È un po' come quando noi parliamo della trasmissione, quella del venerdì, dove si parla degli agenti della polizia penitenziaria. Nessuno mai aveva parlato di chi nelle galere ci lavorano. Ci sono state fior di trasmissioni in diverse radio che hanno sempre parlato di quelli che erano i detenuti. Ci sono state un sacco di visite parlamentari, per lo più dei radicali e appresso comunque sia anche di altri partiti, per andare a trovare i detenuti, ma chi mai si è interessato alle problematiche di chi nelle galere ci lavora, siano indivisi o che civili, no? Ecco, il problema appunto è questo, che noi appunto in Italia abbiamo avuto sempre uno scarso interesse. Ecco, da quando per esempio Nordio è diventato ministro della giustizia, da quando si è messo in testa di fare la separazione delle carriere, ecco che è riscontrato questo interesse nei confronti della giustizia, nei confronti dei giudici, nei confronti dei cancellieri, nei confronti appunto delle galere, che sono... Ma anche Mimmo nei confronti anche della sanità, perché fino a qualche tempo fa della sanità delle liste d'attesa non gliene fotteva niente a nessuno, della gente che scappava dal meridione per farsi curare qua al nord pure. Certo. Eppure se uno va a farsi un giro in ospedale a Milano, a Bologna, a Verona, nelle grandi città del nord, di gente che viene dal meridione a farsi curare è strapieno, ma non da ora, da un 50, da mezzo secolo è così, se non di più. Io sono contento che qualcuno si sia svegliato. In questo momento ne parlano ogni giorno. Io mi sono anche stancato. Oggi hanno sistemato l'antenna, ho ripreso a vedere anche normalmente la televisione. Ma dove qualsiasi canale o su qualsiasi canale sono girato, ho sentito dire sempre le stesse cose. Mimmo, a proposito delle stesse cose, come al solito la nostra trasmissione volge al termine. Io ti ringrazio perché sei stato l'area del Lazio, ti fa bene, sei particolarmente loquace sul pezzo, quindi continua a rimanere nel Lazio, per favore. Sì, ci devo rimanere almeno fino al 25 perché ho un incontro per creare un consorzio, spero che si riesca a creare un consorzio vinicolo con tutta una serie di imprenditori, perché tu mi descrivi come politorico e così, ma io sono sempre alla ricerca di quelle che sono le problematiche del popolo, dei lavoratori. Allora, ti lasciamo subito andare al lavoro, così chiudiamo anche più o meno in orario e ci evitiamo gli strali delle altre sfere della radio. Mimmo, grazie per la maestosa conduzione di oggi, grazie a tutti per l'ascolto e vi invitiamo a restare sempre qua a seguire il palinsesto di Radio Libertà. Ciao a tutti e buona serata.